Massimo Follesa del Covepa, fra poche settimane si terrà un referendum sulla cosiddetta autonomia del Veneto. Nel frattempo però la regione si trova ad affrontare ancora il nodo della Pedemontana. Voi in queste settimane che cosa dite al riguardo? Dobbiamo tenere presente che quando si vota è sempre importante, anche se in questo momento il referendum sull'autonomia è tutt'altro che una cosa seria, è evidente anche dal quesito. C'è una questione però di fondo vista dalla questione della Pedemontana che riguarda gli espropriati. Abbiamo circa 1.200.000, 1.400.000 di spese per la comunicazione istituzionale e si fa fatica ancora a chiudere la partita degli espropri con la Pedemontana. In questo momento mancano da pagare circa 270-280 milioni su 334. Siamo totalmente fuori e ci impegniamo a fare una presa in giro dei veneti espropriati in modo particolare. Io credo che Zaia debba riflettere perché può avere un contraccolpo micidiale dovuto all'astensionismo banalmente. Quest'estate sui media si è parlato dei cosiddetti Pedemontana Bond. La Regione sostiene che i privati siano pronti a colmare quel gap che fino adesso ha impedito di proseguire coi lavori, però nel frattempo poco o nulla si è saputo. A riguardo voi che cosa dite? Beh, innanzitutto è scandaloso il silenzio sulla questione, che è centrale, cioè la Pedemontana può proseguire se il privato chiude il finanziamento dei Pedemontana Bond. E anche qui c'è la spada di Damocle del referendum, perché noi siamo sicuri che Zaia e la macchina regionale starà tranquilla e buona, non dirà assolutamente nulla, se non fino dopo il 22 di ottobre, quando ci sarà questo referendum. Quindi è una situazione di stallo totale. I cantieri sono ripresi, ma siamo con il passo che c'era prima delle ferie. Ci sono alcune questioni importanti come il sistema metropolitano regionale, quello su ferrovia chiaramente, che sembrano essere spariti dai radar della comunicazione. Questo referendum, secondo alcuni, aiuta l'amministrazione regionale a tenere un po' nascosti questi problemi e il fatto che certi risultati non si siano ottenuti. Secondo voi è vera questa lettura? Dobbiamo fare un bilancio negativo. Paradossalmente il confronto con chi l'ha preceduto Zaia è un microbro di fronte a Galan, che può vantare il Mose anche con i suoi scandali, che può vantare il Passante e che può vantare altre piccole infrastrutture o tentativi di costruzione di una mobilità diversa. Zaia in questo momento, con la prospettiva del 2020 alla fine del mandato, non ha fatto nulla di fatto su questa questione e la rincorsa su questo tema è tutta legata a questo referendum, che di fatto viene a mettere un bel cerotto sulla comunicazione di questo aspetto, cioè la mancanza di risultati concreti attorno all'infrastrutturazione del Veneto fatta con logiche diverse. Certo, la ferrovia e la connessione gomma-ferro è totalmente sparita.